ogni diretta vi chiedo gentilmente di darmi dei cenni di vita, scrivete per favore nei commenti se ci siete, se siete collegati, scrivetemi qua sotto nei commenti, magari scrivetemi anche il nome perché con questo sistema di trasmissione delle dirette non vedo i nomi per la privacy, per il GDPR. Scrivetemi magari anche da dove siete, da che città siete e che tipo di attività fate, che è molto interessante. Allora, oggi ho con me 5 ospiti, sono tutte donne, oggi è potere femminile, sono 5 attività e negozi in giro per l'Italia, di diversa tipologia, anche se la maggior parte sono centri estetici. Sono appunto persone del gruppo, di questo gruppo Facebook, che si sono rese disponibili a condividere la propria esperienza, le proprie idee, strategie, per vendere appunto gift card, sfruttando i social, sfruttando WhatsApp, email e insomma la propria rete di clienti. Vi chiedo, finché intanto iniziano a connettersi le persone, se potete di condividere questa diretta con altre attività che magari non sono all'interno del gruppo, qui in giro da qualche parte, sopra o sotto o a destra, dovreste trovare un bottone condividi. Cliccando su condividi poi appunto potete selezionare direttamente dei vostri amici, delle vostre colleghi che appunto magari hanno delle attività e non conoscono questa iniziativa, e quindi possono unirsi al gruppo e vedere questa diretta. Altra cosa molto importante, ricordo che questa diretta, questo video resterà poi nel gruppo e verrà inserito nel kit, nella raccolta di contenuti che in questi giorni abbiamo creato per appunto agevolarvi e darvi una mano da questo punto di vista, per appunto aiutarvi a vendere molte più gift card, a usare i social in modo corretto e a contattare, insomma, a promuovere i vostri clienti, promuovendo l'iniziativa in modo appunto da ottenere molto più riscontro da questa iniziativa. Perché ricordo sempre che non basta essere all'interno di torniamopresto.it, ma bisogna chiaramente essere anche parti attive e agire direttamente sui vostri clienti, perché sono loro che possono darvi una mano da questo punto di vista, non certo persone che non vi conoscono in questo periodo, e quindi è molto importante che siate voi parte attiva e promuovere direttamente l'iniziativa, la vostra iniziativa sui vostri clienti. Faccio poi intanto grazie per chi sta commentando, perfetto, vedo che mi sentite, mi vedete, grazie mille. Allora, faccio un riepilogo su cosa torniamo presto, perché ci sono tante persone nuove nel gruppo che si sono unite negli ultimi giorni. Torniamo presto è un'iniziativa senza scopo di lucro, che abbiamo lanciato il 20 di marzo, quindi ormai è quasi un mesetto. L'abbiamo creata appunto per dare una mano alle attività locali che sono state duramente colpite dal blocco a causa del coronavirus. Il funzionamento è molto semplice. Diciamo che noi agiamo come un connettore digitale, un connettore online che vi permette di vendere gift card, cioè dei buoni acquisto, dei buoni spesa, dei coupon, chiamiamoli come vogliamo, insomma queste gift card vi permettono appunto di ottenere subito degli incassi, delle entrate, del denaro dai vostri clienti a fronte dell'erogazione del servizio o del prodotto, se vendete dei prodotti, tra un paio di settimane, un mese, 2 mesi, quando insomma si potrà riaprire. In questo modo voi ottenete appunto delle entrate, i vostri clienti in alcuni casi ottengono anche dei vantaggi di tipo economico oppure dei bonus in più. Vedo che tanti appunto stanno proponendo magari dei vantaggi acquistando le gift card, ma di questo poi ne vedremo direttamente con gli ospiti. Vediamo intanto, controllo un attimo se vedo tutto perfettamente, ok. Allora, prima di passare alle 5 ospiti, volevo fare
un riepilogo di 4 consigli importanti per vendere più gift card possibili. E questi consigli sono nati parlando direttamente anche con voi, sentendo i vostri direttamente dal campo di battaglia, insomma, come sta funzionando l'iniziativa. Primo consiglio importantissimo, attivate PayPal sulla vostra pagina all'interno di Torniamo Presto. Perché come chi ha già appunto la propria scheda all'interno del sito avrà visto che i clienti possono contattarvi tramite il form, il modulo che c'è a fondo della pagina, dove inseriscono appunto nome, cognome, email e un messaggio. Questa cosa, diciamo, funziona, però un po' macchinosa, perché a voi arriva la mail, poi dovete rispondere al cliente, magari il cliente si perde la mail, insomma diventa un po', dovete dargli magari i dati per il bonifico, eccetera. Con PayPal invece, che è per chi non conoscesse, quei pochi che non conoscessero, è un sistema di pagamento super sicuro, in piedi da una marea di anni. Tra l'altro il fondatore è lo stesso che ha creato Tesla, insomma, quindi è un'azienda americana che è sul mercato da tantissimo tempo, mi sembra abbia 200 milioni di clienti in giro per il mondo, e il suo vantaggio è che, oltre a essere facilissimo da utilizzare sia per il venditore che per l'acquirente, è gratuito, diciamo, perché l'attivazione è gratuita anche per le aziende, si pagano delle commissioni del 3,5% circa, trovate tutti i costi nel sito, però appunto vi permette di inserire un bottone all'interno un semplicissimo bottone all'interno della vostra scheda, della vostra pagina su Torniamo Presto, dove potete vendere direttamente le gift card. Quindi voi impostate gli importi che volete delle vostre gift card, i vari tagli, e il cliente può acquistarle direttamente su PayPal, passando dal nostro sito, si collega direttamente a PayPal e acquista se ha già un conto con PayPal oppure con carta di credito, perché appunto per i clienti non è obbligatorio avere un conto PayPal per fare l'acquisto, quindi può usare tranquillamente la carta di credito come su un qualsiasi altro sito. Cosa numero 1. Cosa numero 2, come dicevo prima, voi dovete essere parte attiva in questa iniziativa. Essere all'interno di torneopresto.it non basta. Infatti c'è qualcuno che mi dice ma io non ho venduto nessuna gift card, e io gli chiedo ma tu l'hai promossa questa cosa sui clienti? No, allora ragazzi non si può pretendere che i clienti arrivano magicamente all'interno della piattaforma, dovete essere voi a sfruttare questa cosa e a condividerla appunto con i vostri clienti, tramite social, tramite WhatsApp, tramite email, tramite telefonate dirette. Qualcuna delle persone appunto che tra poco parlerà mi diceva poco prima di collegarci che su alcuni clienti fa delle chiamate dirette, con la scusa tra virgolette dell'iniziativa, prende il contatto con i clienti e vende direttamente al telefono. Noi da questo punto di vista vi abbiamo aiutato con il kit, con la raccolta dei contenuti, dove abbiamo già preparato dei modelli per le mail, quindi vi trovate anche già il testo prefatto che poi voi potete personalizzare, il testo da inviare tramite WhatsApp, le grafiche da usare su Instagram, su Facebook, eccetera. Quindi è un kit che abbiamo pensato di preparare appunto per agevolarvi le cose. E a fine diretta vi darò tutte il link, le informazioni per ottenere, diciamo, questo kit che è gratuito. Altra cosa molto importante, questa è un'idea che mi è stata data da una persona che ha un centro estetico, ed è appunto dare priorità a chi, per esempio, ha delle attività dove è richiesta la prenotazione, appunto centri estetici, parrucchiere, ristorazione, ad esempio, di dare priorità a chi acquista le vostre gift card. Quindi faccio per esempio l'esempio del parrucchiere. Quando riapriranno i parrucchieri, io sono convinto che ci sarà il macello, perché adesso tutte le persone sono a casa con una testa così, la prima cosa che vorranno fare è andare a darsi una sistemata, no? E poi con le limitazioni, insomma, che verranno messe, sarà sicuramente obbligatorio prenotare. Quindi vi consiglio di sfruttare appunto questa iniziativa e dare priorità nelle prenotazioni, quindi farli entrare per primi magari nei vostri centri, nei vostri negozi,
a chi acquista le gift card. Quindi questa è una cosa molto... è una cosa che secondo me funziona molto, perché è una scusante in più, diciamo, per acquistare le gift card. E poi, ultima cosa, magari cercate di dare dei bonus, del valore. Io sconsiglio sempre di fare degli sconti. Date piuttosto qualcosa in più. Quindi chi acquista la gift card da 50 euro, dategli un qualcosa in più che può avere un valore per il vostro cliente. Questa è una cosa magari che può stimolare ancora di più i vostri clienti ad acquistare. Ok, direi che ci siamo. Iniziamo a presentare gli ospiti. La prima è Nora, che adesso faccio entrare, devo trovarla qua sotto. Dov'è? Eccola qua. Nora è titolare di un centro estetico di Bologna. Ciao a tutti. Eccoci qua, che sta usando, appunto, che ha fatto parte dell'iniziativa da un po' di tempo, è una di quelle che appunto usa anche PayPal, e qualche giorno fa che ci siamo sentiti mi ha detto: non sai che bellezza, quando mi è suonato il telefono e ho visto nella notifica la vendita di PayPal, quindi questa cosa è stata molto positiva, ha fatto molto piacere anche a me. Niente, Nora, se vuoi presentarti, dire un attimo chi sei, di dove sei, cosa fai, insomma, la tua attività, poi vediamo un attimo quali strategie, idee puoi condividere con noi. Sì, dunque ciao a tutti. Ovviamente prima di tutto ringrazio Paolo perché questa iniziativa è molto importante in questo momento per molti di noi. E io sono una di quelle che ha partecipato appena ne è venuta a conoscenza, tramite un'amica, collega, quindi tramite il passaparola, tramite la condivisione di queste esperienze. Io sono titolare di una piccola azienda a Bologna, un centro estetico, è un'azienda, un centro estetico diciamo specializzato, nel senso che faccio poche cose specifiche, quindi mi concentro su determinati argomenti cercando di farli al meglio. Chiaramente ho anche un settore di vendita prodotti, oltre ai prodotti che vendo direttamente alle clienti, che io utilizzo durante i trattamenti. Ho anche un piccolo corner di profumeria di nicchia, quindi comunque i profumi d'ambiente, da casa, insomma, fanno parte anche loro del prodotto che poi arriva al cliente finale. E grazie a questa iniziativa io ero ferma, cioè bloccata dal 12 di marzo, ferma. Quindi zero incassi, zero tutti gli appuntamenti che la mia agenda ancora dal telefono me li ricordava, e ogni giorno che passava io salutavo le clienti, dicevo ok, oggi avevo queste 10, oggi avevo queste 5. Deprimente, però Immagino. grazie alla positività anche di queste persone che creano queste iniziative, in realtà ha aiutato secondo me a dare un briciolo di speranza e di attivazione in più. Devo dire che la mia risposta è stata subito positiva, anche in maniera stupefacente, nel senso che io non è che mi aspettassi fin da subito, ho detto vabbè io lo faccio, però non mi aspettavo questo forte impatto, Certo. che devo dire ha avuto. Scusa Nora, aggiungo una Sì? piccola cosa che, collegandomi a quello che appunto stavi dicendo. Questa iniziativa io non l'abbiamo pensata solo a livello economico, perché chiaramente non Certo. farete i miliardi con questa iniziativa, No, no? certo. Però diciamo magari vi dà quelle entrate che possono aiutarvi a pagare le utenze e cose di questo tipo. Non è solo pensata a livello economico, ma è anche pensata per diciamo mantenere alto il morale, perché in queste situazioni, come dicevi, io sono anch'io un imprenditore, quindi so benissimo cosa vuol dire quando si chiudono completamente i rubinetti degli incassi, quindi già vedere appunto le notifiche PayPal che arrivano dei 50, 100, 150 euro è una gran bella soddisfazione. È importante anche per tenere il contatto con i clienti, perché è anche qui una scusante in più Bravo. per continuare la relazione con i clienti, ed è importantissimo mantenere, anche in questo periodo in cui tanti magari stanno smettendo la comunicazione, stanno tagliando magari le ads su Facebook, eccetera, è importantissimo continuare a relazionarsi con i clienti e restare sempre
nella loro testa. E poi, ultima cosa, è importante anche perché ha avvicinato tantissime attività che prima magari non la consideravano una cosa in più al digitale. In questo momento c'è la corsa al digitale e anche qui vi consiglio di stare attenti, insomma, a come vi muovete, perché sai, quando ci sono poi le corse all'oro, c'è anche chi è bravo a vendervi i picconi, quindi però ecco, è importante che capiate anche l'importanza che c'è di usare strumenti digitali e restare in contatto con i vostri clienti. Scusami No, la no, parentesi, ma hai era fatto importante da benissimo, dire. l'avrei assolutamente infatti detto anche io, non tanto per i soldi, ma proprio per noi che abbiamo attività. Adesso parlo del settore estetico, ma ovviamente non solo, la ristorazione, qualsiasi altro settore ci è dentro. È importantissimo continuare mantenere il contatto e far sentire alle clienti che siamo qui, e questo è uno dei metodi che secondo me funziona molto, e poi fa anche risvegliare un po' le persone. Io stessa per prima, come cliente, mi Certo. sono ritrovata a dire: ah, sai che mi serve lo shampoo per i capelli, ah, sai che, cioè, comunque sono cose che ci riattivano un pochino, e questo fa bene al morale di tutti, hai assolutamente ragione. Certo. Allora, andando un po' più nello specifico, io ho organizzato appunto questa diretta perché ho visto appunto qualche persona del gruppo magari più attiva di altre dal punto di vista social, digitale, eccetera, e vorrei andare magari un po' più nel tecnico, nello specifico e capire quali sono le strategie, le idee, gli strumenti, i canali che vuoi consigliare, come hai agito tu per vendere le gift card. Allora, guarda, io appena, dopo aver seguito scrupolosamente i tuoi video, sei stato bravissimo, devo dire, Grazie. una come me, se no sarebbe nel panico, e non sarei ancora attiva. Cosa ho fatto? La prima cosa che ho fatto è, io ho una lista broadcast di di tutte le mie clienti dello studio, e la prima cosa che ho fatto è creare un messaggio di presentazione Mhm. con il link della pagina Intanto lo metto online, scusa, così sì, vedono anche bravo, il... Tu parla pure che esatto. intanto Sì, lo sì, sì, vediamo. sì. Ho mandato questo messaggio esplicativo con il link però della pagina creata sulla piattaforma, con il bottoncino già di PayPal, ovviamente seguito, appunto, accompagnato da una breve spiegazione per far capire alle clienti di che cosa si trattasse. E questo devo dire che ha funzionato già molto bene, perché comunque WhatsApp è un contatto diretto, la cliente sa che sei tu, magari è già abituata anche in alcuni casi con i telefoni. Io ovviamente l'ho fatto dal telefono di lavoro, e le clienti sono abituate, insomma, che quando gli arriva il messaggino da me quantomeno lo aprono, poi dopo Certo. magari non rispondono tutte, e questa cosa ha aiutato sicuramente a divulgarlo. La Mhm. seconda cosa che ho fatto attraverso invece il social, quindi nello specifico Instagram, io ho inserito nella bio, nella pagina Instagram dove ci sono, diciamo, le informazioni, c'è la possibilità di inserire il link eventualmente o di un sito internet se uno se ce l'ha, oppure dei collegamenti alle pagine YouTube, e io ho inserito lì il link della pagina, di modo, e poi ho fatto una story su Instagram dove ho ritagliato lo screenshot appunto della mia pagina Instagram con la freccetta con scritto se Ok. cliccate qui, e la spiegazione. Scusa un attimo, allora, vorrei soffermarmi prima su magari il messaggio WhatsApp Sì, e fare un po' un riepilogo anche magari per chi non è molto pratico, no, del digitale. Allora, come vedete, questo è lo screenshot del messaggio che ha mandato Nora. Apro una parentesi. sì. WhatsApp è uno strumento molto molto potente da utilizzare, ma va utilizzato anche qui, come tutti gli strumenti, va utilizzato con intelligenza. A riguardo, noi abbiamo fatto anche un video che vi spiega come usare nello specifico WhatsApp Business, che vi consiglio di utilizzare. Anche questo video fa parte del kit raccolta di contenuti che a fine diretta poi vi dirò come ottenere, come scaricare. Come vedete, appunto,
adesso io lo vedo in piccolissimo, però dovrei riuscire a leggere. Nora qui ha mandato un messaggio broadcast, se non ero giusto Nora, è un Sì, broadcast sì, sì, questo, sì, sì. perfetto. Quindi vuol dire che lei, avendo a disposizione i numeri di telefono dei suoi clienti, cosa importantissima, vi consiglio sempre di raccogliere questi benedetti dati dei clienti, sono oro, sono petrolio per voi e pochissimi lo fanno. Raccogliete i dati, nome, cognome, email, telefono, abitudini, soprattutto le abitudini di acquisto, le loro preferenze, salvatele, usate un database, un gestionario, un qualcosa, in modo che non solo voi titolari conosciate il vostro cliente, ma anche magari la persona nuova di turno, in modo che quando vi chiama sappia, anche la persona che non conosce il cliente, sappia le preferenze, le abitudini di questo cliente, perché questo fa un'enorme differenza nei confronti del cliente. Chiusa la parentesi quadra, grafa, eccetera, qui appunto Nora ha mandato un broadcast, quindi un messaggio inviato a tutti i clienti, un unico messaggio mandato a tutti i clienti, non è andata su ogni persona a scrivere il messaggio, ma è una funzione di WhatsApp. È importante però sapere che il cliente deve avere salvato il vostro numero per ricevere questo messaggio, quindi però queste sono cose tecniche che vedete nell'altro video. Quello che ha fatto, come vedete, è un semplice messaggio, anche questo magari trovate un modello simile nella raccolta, dove semplicemente ha inserito il link, quindi la pagina di Nora all'interno di Torniamo Presto, dove ha scritto appunto un messaggio spiegando cos'è l'iniziativa, quali sono i vantaggi per il cliente. Niente di complicato, ma deve essere una cosa molto chiara per il cliente, deve magari anche capire subito quali sono i vantaggi per lui di questa iniziativa. Ecco. Poi Corretto. vediamo invece Instagram, scusa se ti ho interrotto su questo, ma ci tenevo a spiegare anche magari per chi è poco pratico di queste cose. Certo. Instagram invece, dicevi, quindi tu hai fatto una story. Io ho fatto una stories in questo caso per aumentare la visibilità della cosa, dove ho screenshottato la mia pagina Instagram, quindi la mia home page, dove nelle informazioni, nella parte proprio della bio, quindi dove è possibile inserire i link, che sia il link di un sito, che sia il link di una pagina YouTube, che sia il link di una piattaforma come in questo caso, praticamente si può mettere direttamente il collegamento, così la persona che va a vedere la tua pagina Instagram trova già direttamente il link che gli interessa, clicca ed è sulla pagina. Ho utilizzato la stories per spiegare che lì avrebbero trovato il link in questione, dove poi ho scritto, come si vede dalla foto, anche lì di nuovo la spiegazione di che cosa si tratta, e così insomma Certo. anche è più immediato, insomma, è stato un altro Certo. modo. Ovviamente la stessa cosa l'ho fatta pubblicando un post su la pagina Facebook, invece lì ho messo direttamente il link di Torniamo Presto, dove è, diciamo, riassunta un po' la questione, per divulgarlo il più possibile. Poi diciamo che con io ti ho sentito dire spesso, ed è corretto, che questa è un'iniziativa che prevalentemente punta ai nostri già clienti, cioè è inutile adesso secondo me pensare di utilizzarla come un sito per acquisire nuovi clienti. Si tratta di una piattaforma che possa aumentare la fidelizzazione e utilizzare la fidelizzazione già esistente dei nostri clienti per aiutarci e sostenerci. Quindi secondo me già il fatto di avere, nel mio caso, una lista broadcast con tutte le mie clienti ha già preso gran parte della fetta, cioè io sono già arrivata direttamente così a meta. È chiaro che per aiutare anche a divulgare, a far conoscere anche magari ai miei colleghi questa iniziativa, con Instagram l'ho divulgata e anche con Facebook. Certo. Dicevi infatti una cosa anche interessante, perché Instagram ha delle dinamiche di funzionamento un po' diverse da Facebook, soprattutto i link, che sembra una stupidaggine, ma è fondamentale. Quando voi pubblicate un post su Instagram e mettete il link non è cliccabile. A differenza di Facebook, che se voi scrivete www.torniamopresto.it/qualcosa, È il vero. cliente
cliccandoci sopra col ditino va direttamente alla pagina, no? Mentre su Instagram questa cosa non funziona. Questa sembra una cosa da poco, in realtà è una cosa invece da tanto, perché se il cliente non si trova immediatamente le cose facili, passa ad altro, no? Perché appunto sui social si ragiona di microsecondi, quindi non pensate che i clienti restino lì a leggere tutto, a darvi chissà quanta attenzione, dovete attirarli in pochi secondi. Quindi un errore tipico che vedo fare spesso è appunto mettere i link nei post che non funzionano. Cosa molto intelligente è mettere invece il link nella bio, quindi rimandare alla bio, che è praticamente la pagina principale, la pagina profilo, ed è l'unico posto dove si possono mettere i link, se non sponsorizzate, insomma, se non acquistate se non fate Facebook Ads. Ok, Nora, io ti ringrazio. Se non hai altro da aggiungere al riguardo, passerei alla prossima ospite. Grazie mille. Grazie, Nora, gentilissima. Grazie a te. Ciao. Grazie. Ciao. Ciao, ciao. Allora, aspettate che qua sotto ho il delirio. Allora, nascondiamo Nora, nascondiamo questo e passiamo a Alessia. Alessia, eccola qua, Alessia Ronchetti di Medolla, anche lei centro estetico. Ciao aspetta che devo togliere il microfono. Ok, adesso ti sentiamo. Ciao Alessia. Bene, ciao a tutti. Ciao, grazie anche a te per essere qui. Anche a te chiedo di presentarti un attimo e poi vediamo quali strategie hai usato. Sì, allora ho un centro estetico appunto in provincia di Modena e da quando insomma ho visto per caso, ecco, in un gruppo di noi estetiste, ho visto appunto il tuo slash torniamo presto, mi sono incuriosita e sono andata subito a vedere e ho detto ci provo. E quindi certo. così è stato. E insomma, subito mi sono provata a mettere lì a creare un messaggio con anch'io le liste broadcast, con insomma tutti i numeri registrati che ho sul telefono delle mie clienti. E devo dire che insomma hanno risposto piacevolmente bene, ecco, perché insomma non 1000, però insomma chi ha voluto, ovviamente tutti i miei clienti che hanno voluto aderire, insomma hanno speso dei bei soldini, tanto hanno detto prima o poi torneremo e noi così abbiamo già messo il nostro gruzzoletto nella tua attività, quindi insomma per me è stato una bella boccata d'ossigeno. Certo. E voi tra l'altro poi avete fatto un bel lavoro sui social, allora condivido lo schermo così vi mostro che bel video hanno fatto, forse voi non riuscite a sentire l'audio, però vi invito appunto ad andare nella loro pagina Facebook, la Maison de Beauté, se non lo pronuncio male. La Maison de Beauté. Ok, e appunto voi vedete qui che appunto hanno usato un copy fatto molto bene, quindi un stile di scrittura fatto bene che coinvolge anche il cliente. Altro consiglio che mi sento di darvi è appunto di scrivere dei post coinvolgenti, cercate di scrivere come se steste parlando direttamente ai vostri clienti, metteteci soprattutto del testo, perché spesso vedo pubblicare nelle pagine su Instagram eccetera semplicemente dei post, cioè vedo condividere solamente il link magari alla pagina su Torniamo Presto senza scrivere niente. Questo per i clienti è poco attrattivo, perché una semplice condivisione così non vuol dire niente. Se voi invece scrivete come ha fatto Alessia su questo post un testo appunto che coinvolge il cliente, sicuramente ottenete molti più risultati. Loro in questo caso, come dicevo appunto, un consiglio, danno dei bonus, loro per esempio danno appunto per ogni gift card acquistata viene riconosciuto il 20% in più,
Quindi se il cliente acquista, paga 50 e il valore che gli viene riconosciuto è di 60. Questo è, per esempio, un bonus interessante. Come si fa? Vedete, spiega anche quali sono i vantaggi e poi come si fa ad ottenere questo. Quindi vai sul sito, date sempre anche delle indicazioni precise a prova di utonto, diciamo, no? Quindi vai sul sito, mettete il link, inviaci un messaggio, insomma date sempre delle azioni da parte dei clienti. E poi loro appunto hanno creato questo link, cioè questo video che probabilmente non sentite, però vi invito appunto ad andare sulla pagina Facebook, vedere il video che hanno fatto, perché non occorre fare dei video cinematografici, dovete semplicemente parlare come parlate normalmente ai vostri clienti, spiegando cosa è l'iniziativa. Ecco. Alessia, vuoi aggiungere qualcosa eventualmente a riguardo? Voglio aggiungere per quanto riguarda parlare nei video così, dove bisogna pensare di parlare un po' come dei bimbi di 5-6 anni. È proprio, bisogna parole semplici, chiare, ma tutti i giorni fare qualche cosina nei social, perché comunque bisogna far vedere che ci siamo e sì, purtroppo io vedo tante persone con partita IVA appunto che hanno i negozi chiusi intorno a me che non fanno niente e sembra che poveretti non devono riaprire mai più. Invece secondo me se fai qualcosa, fai vedere che ci sei, fai vedere che hai voglia di fare, vieni premiato, in una qualche maniera vieni premiato e attraverso poi questa tua iniziativa stupenda io ho avuto un buonissimo riscontro, quindi sono pro per pubblicizzarla. Certo. Un'altra cosa che appunto vi consiglio di fare è magari pubblicare dei post, cioè non pubblicare un solo post e poi sperare che da lì passino tutti i clienti. Dovete anche cercare, come ha fatto appunto Alessia, vedete, questo è del 6 e ha pubblicato un video. Il 2 aprile invece, 4 giorni prima, ha pubblicato direttamente un'immagine dove, magari usando anche più o meno lo stesso testo, insomma, però dovete appunto cercare di continuare a stimolare i vostri clienti senza ovviamente andare a stressarli troppo, però insomma cercate di tornare sempre sotto i loro occhi e nella loro mente. Tra 2 giorni creerò per dire un altro post dove faccio vedere che ho messo il pulsante PayPal, poi fra un'altra settimana magari che saremo, spero, vicini, sempre più vicini alla famosa riapertura, ci stiamo preparando per voi perché magari farò un video che sono in negozio, che sto pulendo, sistemando, sanificando e quant'altro, lì allora posso dire se ti vuoi prenotare acquista la tua gift card, insomma sono tutti passaggi che ovviamente ho in testa di fare e non dico tutti i giorni ma ogni 2 o 3 giorni bisogna far vedere che stai puntando su quello, ecco. Certo. Aggiungo solo che appunto immagini come queste da utilizzare nei social le trovate anche questi nella raccolta che manderemo poi dopo questa diretta. Ok, allora aspetta che tolgo questo e torniamo noi. Ok, tu hai ricevuto PayPal, mi dicevi devi ancora aggiungerlo, giusto? Sì, ho avuto quell'inghippino lì dell'indirizzo e sembra che si risolva, però nei prossimi giorni lo faccio sicuramente. Ok, finora quindi come hanno acquistato i clienti le gift card? Con bonifico, proprio tranquillamente, come facciamo per acquistare la gift card, gli giravo il mio IBAN e lo facevano tranquillamente. Anch'io subito ero un po' titubante perché non l'avevo mai fatto, quindi dici, ma sarà una cosa giusta, sarà una cosa fatta bene, invece tutto a posto, ecco, e loro sono tranquillissimi, gli giro poi la ricevuta subito, così loro sono tranquillissimi. E
a livello, diciamo, grafico, poi come mandi la gift card ai clienti? Una volta che mi è arrivato il bonifico, ovviamente gli dico grazie per il tuo sostegno e poi invio una delle vostre grafiche che l'ho corretta un pochettino con Ok. collage e insomma me la sono fatta un po' più mia. Inserisco tutte le volte, vado a cambiare la cifra che hanno messo, che mi hanno dato, con il valore che io gli do con il 20% in più e basta. E Ok, dopo lo quindi pago. quindi la mandi via mail semplicemente. Sì, email, WhatsApp, dipende come ci continuiamo a Ok, contattare. Mm. ok. Benissimo. Se hai altro da aggiungere, altrimenti passiamo a Elena. Sì, no, per quanto riguarda Torniamo Presto, avete fatto un ottimo lavoro e vi ringrazierò sempre. Grazie, Non ho nient'altro da aggiungere. grazie a te. Grazie Ciao, mille Alessia. ciao, ciao. Ciao, ciao, ciao. Ok, adesso passiamo al prossimo ospite che è sempre un centro estetico e poi abbiamo anche un negozio e un ristoratore. Ciao Elena, Ciao, ciao, ciao a eccoci qua. tutti. Allora, tu sei Arzignano. conterranea mia, Ah, ecco. e io sono di Vicenza, anche tu centro estetico, hai venduto una decina, 13-14 gift card finora, tra Sì, l'altro anche tramite telefonata, cosa che dicevo sì. prima. Noi abbiamo anche cercato di fare la telefonata diretta ad alcune tipologie di clienti di un certo tipo, facendo la proposta diretta, perché abbiamo anche clienti che non hanno Facebook, Ok? che WhatsApp lo guardano o non lo guardano, anche se ho cercato anch'io, un po' come le mie colleghe, di fare di tutto, anche mettere l'immagine sullo status di WhatsApp, in maniera che anche se il messaggino non lo vedono più, tra 3 giorni metto lo status, quindi un po' martellarle sempre in maniera soft, però di tenere viva la cosa. Quindi anche con le telefonate dirette abbiamo dato la priorità a chi acquista la card nella prenotazione nel momento in cui andremo a riaprire, quindi anche questo ha creato un po' di ansia e ha fatto sì che molte poi procedessero all'acquisto. E niente, poi devo dire, ho preso ispirazione da Alessia, anche noi abbiamo fatto un video per promuovere la cosa, perché secondo me il loro era bellissimo, quindi ho cercato di ricrearlo seguendo pari pari il suo progetto e anche quello è piaciuto molto. C'è tantissime visualizzazioni e anche lì dal video in poi è nato più interesse. Quindi Ok, dicevi appunto prima una cosa interessante, ci sono appunto clienti che magari non hanno Facebook, non hanno WhatsApp, così. Con questi clienti come vi siete mossi? Quindi solo diciamo direttamente tramite telefonata o qualche altro strumento? sì, telefonata perché quando ho visto che anche noi abbiamo la lista broadcast, quindi ho mandato i messaggi riprendendo un po' il post che avevamo fatto su Facebook, facendolo un pochino più slim. E poi ho fatto anche la telefonata diretta e la cosa che mi ha aiutato un pochino, a parte chiaramente la classica domanda se andava tutto bene, vedo che tante clienti sono interessate anche a come stiamo noi anche a livello professionale, c'era la preoccupazione ma come farete, come non farete. E quindi ho fatto sì che l'iniziativa mi sono agganciata dicendo ma meno male che delle persone hanno avuto questa bellissima idea e alla quale abbiamo deciso anche noi di aderire e che ci sta dando una grossa mano. Non so se l'hai vista perché se non hai Facebook e lì poi gliela spiegavo, gliela andavo ad argomentare dicendo poi guarda ci sono queste card, noi abbiamo dato un bonus che è pari al 50% del valore delle card, quindi un bel bonus Certo. per invogliarle e vedo che insomma dicevano tutte quelle che abbiamo chiamato poi hanno detto di sì. Noi abbiamo avuto pagamenti circa la metà con PayPal e poi bonifico e noi abbiamo anche Satispay, quindi abbiamo Ah, usato un po' tutti i vari certo. sistemi che potessero agevolarle. Ottimo. E che tipo di risposta hai avuto dai tuoi clienti, diciamo,
andiamo proprio sul pratico. Voi anche tu hai una lista broadcast, mandato il messaggio, che reazione hai avuto da parte dei tuoi clienti? Ma a dire la verità, con il messaggio in sé è un po'. Non è che subito ci fosse la risposta, bisogna secondo me fare anche qualcosina in più. È stato lì che poi ho pensato di fare il video, perché inizialmente pensavo di fare un post semplice, ma immaginavo che potesse passare oltre senza, anche perché adesso siamo tutti al PC. Siamo un po' martellati da proposte, video, dirette, tutorial, quindi bisogna un po' cercare di creare un legame più diretto con le clienti che pensiamo possano darci il risultato, perché poi non tutte chiaramente hanno la voglia e la possibilità di fare l'investimento adesso e sapendo che poi non si sa quando si riapre, quindi sì. Diciamo che il messaggino in sé, a me personalmente, a noi, il messaggio nella lista broadcast non ha fatto molto. Vedevo però che per dire lo status di WhatsApp veniva visto, veniva vista anche la storia su Facebook, ho fatto anch'io Instagram con il link in bio, quindi tutto quello che si poteva fare. Ok. Abbiamo cambiato la foto, quella nella pagina, mettendo, adesso temporaneamente, ho fatto un collage con noi 4 che mettavamo con il cartello "Torniamo presto", proprio per far capire che in questo Certo. momento qua l'attenzione è lì. Stai dicendo una cosa molto, molto giusta. Anche qui non basta semplicemente un messaggio, come dicevo prima, non basta un post su Facebook, un messaggio No. su WhatsApp, cioè, dovete cercare di aggredirli, tra virgolette, no? Diciamo in versione buona, da più fronti, quindi magari messaggio su WhatsApp, poi un bel video su Facebook, poi una bella storia, cercando di argomentare anche l'iniziativa da diversi punti di vista, da diversi fronti. Anche qui non occorre essere esperti di comunicazione, non bisogna fare i video meravigliosi, anzi a volte No. un video troppo montato, scenografico, sa di falso, no? Semplicemente fate come ha fatto Elena, come ha fatto Alessia, fate vedere quello che siete realmente e comunicate semplicemente direttamente questa iniziativa. Sì. Una cosa che consiglio a tante attività è di comunicare tramite i video, tramite i social, ma comunicate perché avete tanto da dire, avete tantissimo valore da comunicare ai clienti che aspettano solo questo. E come dicevo anche nell'altra diretta, è un modo per continuare a restare in contatto con loro, a fidelizzarli e di conseguenza anche vendere, perché vendere non è solo fare le proposte, le offerte, compra, ma è anche far vedere che siete esperti di questo settore, che potete essere utili ai vostri clienti e una volta che il cliente ha fatto un certo tipo di servizio, vedendo determinati contenuti, video e post, può anche decidere di acquistare altri servizi, altri prodotti che magari non aveva mai pensato di fare. Certo. Elena, ti ringrazio. Grazie a voi, chiaramente, perché saremo ancora qui a aspettare Zaia o Conte che ci dicono quando riapriamo. Quindi, Mi fa piacere. Grazie mille Elena ancora, grazie per la disponibilità. Ciao, grazie. Ok, allora intanto poi passiamo a Stefania, adesso andiamo sui negozi. Se nel frattempo avete domande, dubbi, chiarimenti, scrivete pure nei commenti, do un'occhiata intanto a quello che è stato scritto finora. Vedo tanti saluti. Ciao, ok. Ok, per ora non ci sono domande. Allora, passiamo a Stefania, eccoci qua. Ok, ciao Stefania. Aspetta che non sentiamo l'audio. Non sento l'audio. Non so se è un problema solo mio. Provo magari a attaccare le cuffie, forse vediamo se risolviamo. Intanto ditemi anche voi se voi per caso la sentite, perché con questi sistemi qua prima funzionava tutto e adesso niente. No, non ti sento Stefania.
allora intanto provo ad andare su Valentina e vediamo se si risolve. Provo magari a cambiare, non so se hai altre cuffie o fare qualche... Ok, allora, Valentina, che non vedo più, abbiamo perso Valentina. Provo a rimetterti in linea, vediamo se nel frattempo si sente. Vediamo, prova a parlare? No, non si sente. Va bene, allora, intanto finché vediamo se torna Valentina, vi metto qui il link per scaricare la raccolta. Allora, www.torniamopresto.it/raccolta, scarica qui il kit. Ok, allora, questo qua è il link che potete digitare, appunto torniamopresto.it/raccolta, dove appunto abbiamo preparato dove abbiamo raccolto tutti i contenuti che abbiamo creato finora. Ci sono anche le dirette, la prima diretta che abbiamo fatto con Federico, dove abbiamo parlato degli aspetti fiscali delle gift card. C'è la diretta che abbiamo fatto con Martina, dove abbiamo parlato appunto dei social, di come sfruttare i social, Facebook, Instagram, WhatsApp, le email dei vostri clienti per diffondere iniziative sui vostri clienti. C'è il video dove spiego nel dettaglio come potete attivare PayPal sulla vostra pagina. Nello specifico ci sono anche proprio le istruzioni per creare il bottone di PayPal, quello che vedete su alcune delle attività di Torniamo Presto. Verrà inserito anche questo. Poi ci sono una serie di grafiche che abbiamo preparato, appunto, che potete sfruttare da pubblicare nei social, e poi tutte le istruzioni, i modelli delle mail già fatte, già pronte, i modelli dei post da pubblicare su Facebook, su WhatsApp. Quindi, diciamo, vi trovate già le cose fatte, dovete personalizzarle chiaramente in base alle vostre necessità, però insomma è già un bel lavoraccio che abbiamo fatto in questi giorni, ci avevamo dedicato tanto tempo, però insomma abbiamo visto che tante persone magari non sono molto pratiche anche con la comunicazione su digitale, sui social, e quindi per darvi una mano insomma abbiamo pensato di raccogliere tutti i contenuti che abbiamo già fatto, ne abbiamo creati anche di nuovi, e vi abbiamo messo a disposizione quello che sappiamo fare noi, insomma, che è comunicare online, sfruttare internet e tutto ciò che è digitale, insomma, per connettervi con i vostri clienti. Allora, intanto vediamo se Stefania ha risolto i problemi con l'audio. Ecco, forse adesso sì. Vediamo. Ok, adesso io ti sento, perfetto. Bene, ciao. Perfetto. Ciao Stefania, aspetta che metto anche il tuo nome. Stefania di Roma, giusto? Sì, esatto. Ok, tu hai un negozio di hobbistica, dove vendi materiale per hobbistica e belle arti, si chiama Hobby dei Ricordi. Esatto. Niente, se vuoi un attimo raccontare anche come hai scoperto l'iniziativa, che aiuto ti ha dato finora, e qualche consiglio per gli altri. Allora, noi abbiamo questo negozio, io ce l'ho con mia sorella, siamo noi due, e siamo state chiuse con il primo decreto, quindi dal 12 marzo, tirata giù la saracinesca e trauma. Però abbiamo continuato a rimanere qui dentro al negozio, cercando di inventarci qualche cosa per poter comunicare comunque sempre con le nostre clienti. Quindi abbiamo iniziato a girare dei video. La nostra attività, ecco, bisogna fare una premessa, si basa moltissimo sui corsi. Noi facciamo corsi di decorazioni, di arti decorative qui in negozio, con delle insegnanti, eccetera. Quindi la cosa che abbiamo pensato di fare come primo spunto è aprire un canale YouTube dove ogni giorno
pubblichiamo un videocorso gratuito, cioè una tecnica, parliamo di una tecnica, realizziamo un progetto. Contemporaneamente ci siamo organizzate per la consegna a domicilio, perché il decreto ci permetteva di farlo dall'inizio, per cui naturalmente nei dintorni, abbiamo iniziato a consegnare noi il materiale, finché un giorno proprio un nostro cliente, un cliente amico, mi ha mandato un messaggio linkandomi appunto alla tua iniziativa. Lui mi ha detto: guarda, io la trovo una cosa interessante, oltretutto questa è una persona che non vive neanche in Italia perché lavora all'estero, per cui ha detto, ad esempio, a me interesserebbe molto acquistare delle gift card magari per regalarle a qualcuno, essendo lui appunto fuori. Abbiamo dato un'occhiata così all'iniziativa, abbiamo detto vabbè, proviamoci, se va male una l'abbiamo venduta alla persona che ce l'ha segnalato perché avevamo questa certezza. Certo. Quindi niente, abbiamo aderito e io ho fatto l'iscrizione la sera, la mattina mi è arrivata il vostro messaggio di approvazione, e mia sorella, che è quella che veramente si occupa a 360 gradi della comunicazione via web, e ci sta proprio le giornate sopra, ha iniziato a fare dei post sui nostri gruppi Facebook, Instagram, eccetera. Guarda, noi non ci credevamo, ma lei stava ancora iniziando a pubblicare e ci ha iniziato a squillare il telefono immediatamente. Era una delle nostre clienti che ci chiedeva spiegazioni, abbiamo spiegato. Subito dopo abbiamo girato un piccolo video che è andato al posto della lezione del giorno sul nostro canale YouTube. Quel giorno non abbiamo fatto lezioni, abbiamo parlato dell'iniziativa e basta. E da lì è nato tutto, ma considera che noi siamo iscritte credo dal 16, una cosa del genere, sono 3 giorni, non di più. E insomma il riscontro è stato assolutamente positivo, assolutamente. Bene, mi fa molto piacere. Allora, voi tra l'altro, visto che usate spesso YouTube, una cosa che in effetti non ho mai accennato, però insomma è un canale anche questo molto interessante da considerare. Ha delle logiche magari di funzionamento un po' diverso rispetto a Facebook o altri social, però insomma è interessante. Vi consiglio magari, ecco, piuttosto che aprire 1 miliardo di account sui vari social, vi consiglio piuttosto di prenderne uno e seguirlo decentemente, perché altrimenti non ne seguite bene nessuno. Allora, volevo per esempio, vediamo se riesco a mostrarvi questo è il nostro canale. Il vostro canale. Dove appunto, questa è una cosa molto interessante, dove appunto fate vedere delle cose pratiche, normalissime, che qualsiasi negozio insomma magari fa per i propri clienti, però voi lo registrate e lo fate vedere ai clienti. Esattamente, sì. Il terzo da quanto è che avete creato questo canale? Lo abbiamo creato con la chiusura, con il decreto, quindi 13-14 marzo. Ah, quindi è fresco. Ok. Sì, assolutamente. E ogni giorno pubblichiamo un video. Ok, voi per esempio, ecco, questo è il video che avete fatto. Voi avete fatto proprio un video specifico parlando dell'iniziativa, esatto. Che ha già avuto 70 visualizzazioni, insomma, considerando che il canale è partito da pochissimo, è un numero, insomma, niente male. In questo video cos'è perché vedo che è abbastanza lungo, 6 minuti. Sì, di cos'è che parli in questo? Parlo proprio dell'iniziativa, ringrazio te, commentando oltretutto un errore madornale, perché ho detto Piacenza invece di Vicenza. Ne sono accorto dopo. Vabbè. Una gaffa terribile.
E ringraziamo la persona che ce l'ha appunto segnalato e spieghiamo proprio in maniera pratica cosa succede da quando loro ci contattano. All'epoca del video non avevamo ancora il tasto PayPal attivato, per cui spiegavamo, ci arriva un messaggio, tranquilli, vi ricontattiamo noi, e così è stato. Proprio spiegavamo tutto quanto e consigliavamo di andare a vedere il tuo video di presentazione sul sito, appunto. Ok, ok. Un'altra cosa, sì, dimmi. Perché questa è una cosa che stiamo studiando e che può essere un'idea. Infatti subito dopo questa diretta abbiamo una simulazione proprio a proposito, e siccome appunto è probabile che a breve come negozio potremo riaprire, ma sicuramente i corsi se ne parlerà chissà quando, dopo l'estate, per cui ci siamo resi conto che era un po' una fetta grande del nostro business che rischiavamo di perdere per parecchio tempo. Allora stiamo mettendo a punto il sistema di fare i corsi, proprio i corsi questa volta, non i nostri video, con l'insegnante collegata via Skype. E tra poco faremo una simulazione, alcuni clienti sono già stati avvertiti e loro possono pagare questi corsi utilizzando anche la gift card, quindi possono iniziare a usare subito. Certo. Questa è una cosa molto, molto intelligente e questa si può applicare, questa cosa anche dei corsi online, si può applicare in tantissimi altri settori, tante attività. Ed è una cosa che vi consiglio di iniziare a studiare, perché adesso le persone si stanno velocemente abituando anche alle Skype call, alle chiamate su Zoom, no? Le sentirete, anche chi non è magari molto pratico e digitale, lo sentirà spesso nominare Zoom, Skype, chiamate su WhatsApp. Le persone adesso da un giorno all'altro si sono rese conto che si può anche lavorare a distanza, possono frequentare corsi a distanza e comunque le limitazioni penso che dureranno per parecchi mesi. Gli assembramenti, insomma, gli vieteranno, penso, per un bel po'. E quindi, insomma, questa è una cosa interessante, perché si può aprire un nuovo canale di business che magari finora non avete mai pensato. Assolutamente no, anzi noi proprio quasi per politica interna ci rifiutavamo di fare video, tutorial, eccetera. Adesso era sembrata l'unica strada e in effetti probabilmente è così. Certo. Ok, ti ringrazio molto, Stefania, anche a te per la condivisione. Grazie. Per tutto. Ciao. Ciao. Ok, passiamo all'ultima ospite, che è Valentina, ristoratrice, ristorante che si chiama Al 16. Ciao Valentina. Ciao. Anche il tuo nome. Che prima della diretta mi raccontava che ha venduto una gift card anche in Giappone, e di questa cosa sono molto curioso, perché voglio capire come hai venduto in Giappone una gift card. Ho venduto in Giappone perché mi ha contattato questa famiglia giapponese. Premetto, noi abbiamo un ristorante molto piccolo, sono 28 posti a sedere, siamo io e mio marito. Lui è lo chef, io sono in sala, sono un sommelier, siamo su diverse guide e questa famiglia voleva fare un viaggio in Italia che purtroppo, causa Covid, ha dovuto rimandare. In ogni caso ci ha contattato dicendoci che voleva dare una mano e aveva letto su Facebook di questa Torniamo Presto, e allora mi aveva chiesto come poteva fare per prendere questo buono e usufruirlo l'anno prossimo, perché verranno a visitare l'Italia l'anno prossimo. Certo, questa è una cosa fantastica. Sì. Bellissimo. Sì. Io ho sempre usato, cioè ho sempre fatto dei buoni, i nostri sono buoni con cene di degustazione.
Quindi io vendo delle cene, dei pacchetti, Certo. li ho sempre fatti. Di solito io sono una scrapper, in collegamento con la signora di prima, con la ragazza di prima che vendeva materiale per strapposi. Ok. Io sono una scrapper, li ho sempre fatti a mano. Ovviamente adesso è impossibile e quindi mi sono reinventata tramite voi a farli mandandoli via mail. Faccio dei buoni mandandoli col nostro logo, la nostra carta intestata e tutto, con appunto un buono cena. Il buono cena spendibile, non diamo una tempistica da qui a un anno, da Certo. qui a 2 anni, quando sarà, non c'è un limite tempistico. E facciamo questi buoni. Sono buoni che partono, noi vabbè, partiamo dai 50 euro in su, in base al percorso degustativo che vogliono affrontare i nostri clienti. Chiaro. Beh, allora, questo è un argomento molto molto interessante, quello dei pacchetti, no? È una cosa che vedo fare pochissimo in Italia, moltissimo negli Stati Uniti, ad esempio, e rientra sempre nell'ottica di dare la pappa pronta ai clienti. Nel vostro caso si tratta proprio di cibo, però i pacchetti, io vi consiglio di farli per qualsiasi tipo di attività, perché insieme anche alle gift card, che io spero prendano piede sempre di più, perché se voi guardate, io guardo spesso il mercato americano, no, che è sempre molto più avanti da questo punto di vista, o anche adesso quello cinese, eccetera. Tantissimi ristoratori, per esempio, in America, nel loro sito hanno la sezione gift card. Quindi io acquisto la gift card per fare un regalo, no? Esatto. Anche perché le persone hanno sempre più voglia e desiderio di esperienze adesso. Se guardate per esempio Airbnb, che è un sito dove puoi, diciamo, acquistare una vacanza, diciamo, anzi il soggiorno, no, in un appartamento, eccetera, da qualche anno ha aperto anche le esperienze. E questi cosa sono? Non sono altro che pacchetti, perché io acquisto il pacchetto dell'esperienza della degustazione di vino nella cantina, acquisto tanti stranieri, per esempio, acquistano esperienze che per noi sono banali, come fare gli gnocchi insieme con la nonna Maria, fatti in casa e poi mangiarseli insieme. Quindi vi consiglio di impacchettare i vostri servizi e venderli come un pacchetto prefatto, in modo che il cliente non debba pensare, perché dovete ragionare, dovete pensare che dall'altra parte spesso ci sono anche clienti che non conoscono minimamente quello che fate, ma vogliono comprare il vostro servizio senza doverci pensare. Vi faccio un esempio: noi maschi, che siamo un po' ignoranti dal punto di vista dell'estetica, del benessere, così, a volte magari vogliamo fare un bel regalo alla nostra fidanzata, alla nostra moglie, ma non sappiamo minimamente cosa comprare. Quindi voi, se ci date il pacchetto già prefatto, ci diciamo rendete le cose molto più semplici nell'acquisto, che è la cosa che a voi interessa. Quindi questa cosa appunto dei pacchetti anche nella ristorazione è molto interessante. Quindi pensare già un percorso, per esempio adesso l'esempio della ristorazione, un percorso di degustazione da vendere ai vostri clienti, che non è niente di diverso a quello che già fate, perché giusto Valentina, non fate qualcosa di diverso rispetto a quello che c'è già nel menù, immagino. Però quando vengono col pacchetto di degustazione, ovviamente lo adeguiamo alle loro esigenze, quindi Certo. allergie, cosa non piace, cosa vorrei degustare, e così ci divertiamo anche col vino. E soprattutto io dico sempre che una cena è sempre un regalo gradito, quindi è una Certo. cosa anche abbastanza semplice da Certo. ricevere e da regalare. Chiaro. E voi comunque sfruttate già prodotti che avete, diciamo, magari ecco, non sono all'interno del vostro menù, ma sono cose che già trattate, non vi siete inventati, non avete rivoluzionato il vostro business, il vostro ristorante per fare questa cosa, immagino. No,
questi sono dei buoni che facevo, ripeto, li ho sempre fatti per lo più sotto Natale, perché sotto Natale c'è una grande richiesta certo. di regali. E allora, avendo visto voi tra l'altro su un giornale, che non mi ricordo, il giornale cartaceo, un quotidiano cartaceo, l'avevo trovato su un cartaceo, e ho detto perché no? E allora ho provato a contattarvi e a fare i buoni, mettendo insieme tante piccole attività, perché comunque siamo un mondo di partite IVA piccoli che hanno bisogno di essere pubblicizzati, che hanno bisogno di essere visti sotto altri punti di vista, e un po' da tutti, non solo magari nel settore, nel mio caso, ristorante, quindi turistico, ma magari anche dall'estetista, anche dalla scrapper, anche da un po' tutti. E voi date la possibilità di fare questo, di metterci un po' in luce. Certo, certo. Bene, grazie mille Valentina, anche a te per aver condiviso idee, strategie ed esperienze, insomma, riguardo a questa iniziativa. Grazie a voi. Ok, allora abbiamo già superato l'ora, direi che ci siamo. Vi invito appunto a scaricare questo, eccolo qua, dov'è? Qua, e entrare in questo bel link qui, torniamopresto.it/raccolta. Qui potete accedere appunto alla raccolta di materiali, contenuti che abbiamo creato e messo insieme per voi. Entrando in questo link andate in una pagina dove semplicemente c'è un bottone con scritto ricevi su Messenger, se non ricordo male, perché questo kit ve lo mandiamo direttamente tramite messaggio Facebook e da lì potete accedere direttamente alla cartella. Bene. Vedo che domande specifiche non ne sono arrivate, quindi grazie per averci seguito fin qua. E questo video resterà poi disponibile nel gruppo. Se volete altri chiarimenti, eventualmente scrivete nei commenti, che comunque saranno visibili. E niente, ci vediamo alla prossima diretta. Grazie ragazzi, ciao!